le vignole. Vai. Allora guardate le vignole. Amici interisti, guardate tutti Televignola, ciao. Guardate tutti Televignola. Tommy, mi tocca fare, Tommy. Se ora lei è mezz'ora che sono al telefono, allora, ma che lo dite? La che dice al Mario, no, quellino, al Mario Monti, capo, ma sì, ma mi telefono da Vignole, mica, mi va su cose dell'estero, la che dica che lei è Cornelio da Vignole, lui lo sa, ma non mi fai aspettare ancora che chi mi trova a fare il mutuo a pagare il telefono, sperente. Benvenuti a Trevignole. Sono chi ridendo scherzando, ma non sono chi, o meglio, sono sconduti da qualche banda, perché vi dico subito, c'è che qui della SIE, no? Che corre via dappertutto, allora mi dite, guarda, sta attento, no, comunque mi presento, mi chiamo Cornelio Galas, 18656 Arco, così il codice fiscale, non ho problemi. E qui il Renato Tavernini e gli altri che mi hanno detto, guarda, vai su che ti fai 20 minuti tra i bazzalettieri e quei bravi lì di Zelig, no? E lo dice, affaga, ma dopo un attimo di tempo ne dai una mamma che porta via le careghe, ma vuol dire, dai, pensavo peso. Comunque scherzi a parte, insomma, di qualcosa, anche che si mette a posto, e allora, vabbè, a parte che non so, ma ridendo e scherzando, non è mica tempi da ridere e scherzarsti, chi è? Va bene che è meglio ridere che piangere, ma un attimo però, perché è una sorpresa, aspetta che vede. Ciao Mario, ciao. Del Monti, mica non lo sei. Ciao, ma non è che te sei adesso? Ma come te sei tornato di ritorno? Ma te l'avevo detto, che l'avevo detto al capo del tuo gabinetto, no? Che noi fa la pareana di Ramazza e bisogna da torbole l'infame, sono quelle bande lì. Ascolta, allora, fermati un attimo, ragiona, non stai bene, e che intanto vedo chi la gente, ma mi diria che è contenti di vedere, sì, ho visto che pagare tutti i limo fifolando, poi veniva dentro, ma me par pochi, diceva, me par poco, e veniva dentro e pagava, sì, no, tutti contenti, dai che ti aspettenza, ma mi penso che non è una Forgazzelli come quella Fornero, no, perché chi fa i monti è conosciuto, sì, che anche uno che fa i quadri falsi dei Segantini, sì, no, poi, no, li conosci, i monti li conosci. Ciao Mario, ti aspettenza, ciao. Ciappa, sto qui è sempre ciappa. Allora, vi dicevo, mi lavoro parola grossa, per il giornale Lazio di anni, e dopo mi mette su questa televisione, anche perché è il discorso di questa Repubblica che di Vignole per Socon, che volesse fare, fatto ancora io che chi anche il presidente, arrivo ad Amin Bertamini, che dopo penso che mi dirà qualcosa anche a lui, e è tutta l'idea, insomma, di fare qualcosa. In cosa consiste questa Repubblica? Ma non è una per socon, propone un nuovo modo di stare insieme, no? Senza tanti gazzelli, senza tante. Per esempio noi l'IMU non la fanno pagare, noi chiediamo a tutti invece l'IGLU, perché saprete anche voi, st'autunno
che ha i soldi a pagare il gasolio, il metano, noi abbiamo questi tocchetti di jazz, basta tenerli in frigo, e dopo quando vai freddo uno si fa fuori nel giardino, nel cortile, si fa fuori questa casetta di jazz, l'igloo, e lì non paga niente, non paga come prima o seconda casa, perché gli del noi, e dopo per esempio che anche quella storia che noi abbiamo in Gazerco invece col Delai, con qui della provincia, perché lì alla Mazza Saureno, gli trova il petrolio, e allora siccome è sul NOS, noi volevamo fare pagare de mem a quelli che abita nella nostra Repubblica, de tasse, de tutto, e in cambio ci parla appunto sti soldi sul distributore, una raffineria, vedete, insomma, comunque è una roba seria, non è una roba così, veniamo con l'ultima neve. Per esempio, se non mi desmento, i vari là distribuì degli adesivi, delle televignole, dei vari colori, qui serve per la lotteria per la nostra Repubblica, e dopo insomma servizio qualcosa sicuramente, cioè non stai buttando via, a parte che poi non sempre servire, non so, te gai in bus nella borsa, metti su l'adesivo, insomma. Allora, un'altra roba che volevo dirvi, è tutto questo problema dell'ambiente, dell'inquinamento, e Val del Sarca, perché gli ha così poca acqua? Ma è perché l'ha imbottigliata a suo tempo e l'ha messa in galleria che passa sopra, fra l'altro, la nostra Repubblica. Noi che avessimo in mente di fare un bus dentro questa galleria e far venire l'acqua di nuovo nel Sarca, ma non si fa niente per niente, nel senso che poche daremo ai consorzi per l'irrigazione che là, ma se dopo mettendo l'acqua nel Sarca, che poi andiamo a fare le gare di canoa, quelle robe lì, fare su bel parco, qualcosa si dovrà dare anche a noi. Per cui capirei che insomma non è proprio una roba così semplice da Semplizzoni fa sta Repubblica, costa sforzi, costa idee, noi che la mettiamo tutta, e quel che si può si fa, ovviamente fare l'ospedale al Sacro Cuore lì ai Gasi, no? Con l'elicottero che dalla mamma Calù, zo anfibie, no? Che zo su belli porto lì faremo anche roba per turisti, dopo per esempio l'intenzione ma questo è da tempo che gli in testa di cambiare le regole della finanza, non si può andare avanti così. Noi invece che l'euro saprei che è la molca bond, che le molche le sempre appurare, per cui le danno valore, no? Per esempio invece che i centesimi che gli ossetti delle olive, no? Te zofine, cioè è tutta questa roba qui che la sta cercando piede, perché adesso anche in Europa vede, cioè, l'euro cosa vale? Non vale più niente, mentre la molca se venì sul NOS e investì nelle molche bond, quelle robe lì, dopo c'appella la vostra roba.